Ecco, vi ringrazio della vostra partecipazione a questa conferenza stampa. Abbiamo ritenuto appunto di farla per comunicare una cosa molto importante, che soprattutto per noi è importante, ma credo che sia importante anche per il territorio. Sabato 6 settembre, quindi non dopodomani, ma il sabato della prossima settimana, ci sarà l'inaugurazione di una casa che abbiamo acquistato in quel di Arfanta di Tarso, quindi in cima al colle. L'inaugurazione avverrà alle ore 11 del mattino e quindi stiamo aspettando, abbiamo fatto tutta una serie di inviti e quindi dovrebbe soltanto, preghiamo che sia una bella giornata di sole e non una giornata di pioggia, perché sarebbe anche un po' difficile organizzare all'interno se viene tutta la gente che si pensa che arrivi. Ecco, quindi abbiamo acquistato questa casa che diventerà una fattoria sociale e quindi con questa realtà nuova io credo che la piccola comunità vada a completare qual è l'offerta dei servizi che facciamo sul territorio. Sì, abbiamo la sede storica della piccola comunità, è nata qui 40 anni fa, difatti noi festeggiamo quest'anno anche il 40° anniversario della fondazione della piccola comunità e quindi questa realtà nuova che viene, e quindi è un messaggio bello che noi vorremmo così di portare sempre avanti. Ecco, quindi dicevo, andiamo a completare i servizi, qui è nata la piccola comunità, quindi la cura delle dipendenze, e poi si è sviluppato una realtà, quella di Fontanelle, dove abbiamo una comunità che accoglie la marginalità sociale, insomma, persone che così senza fissa dimora, che hanno situazioni particolari molto difficili e quindi proprio c'è una marginalità, possiamo quasi dire estrema, insomma. E quindi ci mancava un qualcosa di nuovo, nel senso che una fattoria sociale diventa importante, nel senso che affidiamo all'agricoltura il recupero di diverse persone che non sono in grado autonomamente di poter così valorizzare quel residuo di abilità lavorativa che ancora hanno, diciamo così. E lassù questa comunità dovrà appunto svolgere questo incarico. È una in realtà quella casa che abbiamo acquistato, l'avete la fotografia lì sulla cartellina, quella lì era un agriturismo con qualche possibilità, poche stanze di bed and breakfast. Si trova in cima alla collina di Mondragon, dove dicevo prima che parlavo con Basette, l'altro collega, che a occhio nudo nelle belle giornate vediamo passare in fondo all'orizzonte le navi da crociera che vanno a Venezia, quindi un panorama invidiabile. Quindi se verrete, che siete tutti invitati all'inaugurazione del 6, speriamo che sia una bella giornata, che arrivino anche le navi da crociera. Ecco, lì sono 25 posti letto, poi c'è evidentemente una stanza per l'operatore, perché ovviamente in quella realtà, come in tutte le realtà che abbiamo, c'è l'assistenza 24 ore su 24. Ecco, cosa vi posso dire, perché probabilmente poi me lo chiederete, ma già vi dico, questa casa era da tempo ormai che la cercavamo. Abbiamo girato un po' dappertutto, abbiamo trovato altre proposte, ma erano molto più care di questa, anche se questa non è poca cosa, insomma. E in sostanza abbiamo fatto un mutuo decennale e che quindi affidiamo così anche alle risorse future l'avvenire di questa casa. Ecco, io vi voglio anche spiegare un po' subito, perché potreste dire, ma come, insomma, una piccola comunità
queste due realtà che piangono in continuazione perché hanno poche risorse, sono state in grado di acquistare una casa. Ecco, l'abbiamo acquistata, ripeto, con un mutuo, quindi non ci sono state offerte particolari, interventi particolari. E noi abbiamo pensato di implementare che un'attività che si faceva ma così un po' in sordina, leggermente, della formazione. Noi siamo anche ente di formazione, accreditati presso la Regione Veneto, siamo stati uno dei primi enti di formazione, tanto è vero che gli enti di formazione nel Veneto sono circa 4.000, il nostro è il numero 396, quindi ha una storia in sostanza. Ecco. Quindi abbiamo uno statuto, siamo accreditati in regione e quindi abbiamo implementato questo servizio. Quindi facciamo formazione per l'esterno, siamo in contatto con diverse aziende perché poi gran parte di questi corsi che facciamo hanno bisogno anche del tirocinio, dello stage aziendale, e quindi siamo venuti in contatto con centinaia di aziende che ci permettono anche di fare questo tipo di servizio. Ecco, la formazione insomma ci dà degli utili, ecco, e questi utili noi li abbiamo investiti, cioè li investiamo anche per i prossimi 10 anni nel pagamento delle rate del mutuo che dovremo affrontare. Ecco, vi volevo dire che la Regione, per quanto riguarda la formazione, ha fatto un piano fino al 2020 e quindi insomma, tutto sommato abbiamo 6 anni ancora di possibilità, ma credo che la formazione vada sempre più acquisendo importanza, soprattutto in questo momento di crisi, se vogliamo sicuramente di poter preparare nuove figure. Voi direte, ma come fate voi a avere queste professionalità per fare sta roba? Ecco, noi abbiamo alcune persone, tipo la dottoressa Andreoni, la psicoterapeuta e altre persone che abbiamo qui, che sono in grado di fare alcune lezioni. Ecco, però noi ovviamente ci affidiamo a un'agenzia esterna che fa solo formazione, quindi che progetta corsi e tutto quanto, e quindi poi noi le realizziamo, dove i docenti evidentemente vengono da fuori, al di là di quelli che possiamo utilizzare all'interno, vengono da fuori che vengono regolarmente pagati, insomma, ecco, quindi adesso per esempio il giorno 18 di settembre noi abbiamo vinto il bando che la Regione ha fatto, faremo il corso per gli operatori sociosanitari, il 18 di settembre ci sarà la selezione, ci sono diverse domande, noi dobbiamo selezionare solo 30 su test che ci manda la Regione, e il corso è di 30 persone che durerà 1000 ore il corso, quindi quasi 1 anno e mezzo, dove è previsto anche un lungo periodo di stage presso, non so, gli ospedali, case di riposo e via dicendo. Ecco, quindi per dirvi che questo in sostanza è l'utile che mettiamo insieme proprio per realizzare questa realtà che, ripeto, era richiesta, sentita più volte, anche lui diceva ma perché non pensate di realizzare una fattoria sociale? Lì abbiamo questa bella casa, ripeto, l'avete vista in fotografia, la stiamo adesso sistemando un po', con alcuni piccoli lavoretti, tinteggiarla ed altro. C'è anche la stalla e quindi abbiamo intenzione di fare un allevamento caprino, di capre, visto che il mercato mi hanno detto che abbiamo partecipato anche a un convegno che è stato fatto qui a Conegliano, c'è una richiesta nel mercato di questi prodotti caseari di capra e quindi credo che non sia difficile per noi fare questo allevamento, vendere inizialmente il latte e poi non so, non si sa mai, potremmo anche arrivare di fare anche noi qualche prodotto caseario, anche perché quelli che vanno a lavorare lì sono persone che così, insomma, non sono riusciti ancora a venire fuori totalmente dalla situazione di disagio che si trovano, no? Non sono riusciti a cambiare, quindi poi insieme a questi problemi anche problemi sociali, economici, abitativi,
familiari, e quindi dobbiamo collocarli in quella sede affinché possano in qualche modo produrre risorse per potersi autosostenersi, insomma, ecco, questo è l'obiettivo che noi abbiamo. Quindi abbiamo desiderato di fare questa conferenza stampa per comunicare appunto attraverso di voi al territorio questa realtà nuova, questo nuovo servizio che andiamo a fare, questo impegno forte della piccola comunità anche dal punto di vista economico e finanziario, e quindi aspettiamo il 6 settembre. Sono già 7 persone che noi abbiamo aperto ufficialmente il 15 di agosto. Ecco, quindi abbiamo comunicato al comune di Tarso, che qui abbiamo il vice sindaco, e che appunto abbiamo iniziato l'attività il 15 di agosto. Ecco, quindi domenica, sì, il 6, quindi sarà l'inaugurazione ufficiale. Speriamo che parteciperanno un po' tutti. Ho avuto già la conferma del venuto del prefetto, mi ha telefonato ieri. Il presidente della regione lo ha in agenda, salvo imprevisti all'ultimo minuto, dovrebbe essere lui quello che inaugura la casa, salvo, ripeto, imprevisti che cariche del genere possono capitare anche all'ultimo momento. Lui ci tiene a sottolineare questo, perché poi ci dici che ci sono io e per caso non vengo, io non voglio essere così criticato dopo, no? Quindi lui ce l'ha in agenda e finora sì, però non si sa mai che possa succedere qualche problema prima di sabato 6. Ecco, io mi fermo qui, poi qui abbiamo la dottoressa Michela Frezza, che è la responsabile del CERT di Conegliano, che sarà anche il supervisore della realtà di Arfanta di Tarso, ma possiamo anche dire che c'è un continuo rapporto tra le nostre equip e il CERT, proprio per sviluppare un percorso comune, per essere coinvolti appieno in sostanza. Non è che noi andiamo per conto nostro e poi ogni tanto arriva il CERT, no? Con la dottoressa Frezza abbiamo proprio instaurato questo rapporto continuo, si fanno riunioni insieme di equip e quindi si valutano insieme le situazioni di ognuno, perché ognuno degli ospiti ha un suo programma. Ecco, ha un suo programma ben definito e quindi le verifiche vengono fatte periodicamente. Poi abbiamo la dottoressa Andreoni, che è diciamo un po' la coordinatrice delle 3 case adesso, no? Quindi il direttore, ecco, quindi ogni casa ha il suo responsabile della casa, però evidentemente abbiamo bisogno anche di un coordinamento generale, che appunto anche poi è la responsabile ufficialmente del progetto terapeutico, quindi ha la sua funzione molto delicata all'interno di queste realtà. Ecco, io mi fermo qui e non so, adesso io inviterei il sindaco di Conegliano, Floriano Zambon, di dire 2 parole, poi non so se anche Tarso, e poi la dottoressa Frezza e poi anche tu. Direi 2 parole. Grazie. Grazie Flavio. Penso che la piccola comunità si chiami così, ma non lo sia, nel senso che era già grande per il servizio che ha svolto in tutti questi anni. Adesso si ingrandisce anche dal punto di vista strutturale e infrastrutturale con questa nuova realtà. Mi piace ricordare un percorso, soprattutto nell'ultimo periodo, di rilancio di questa realtà, e non posso non dare atto come sindaco della città che ospita la sede storica, da cui è nata e partita questa iniziativa, ringraziare Flavio Silvestrin, che tra l'altro non ha vissuto forse la partenza, ma ha vissuto pochi anni successivi da amministratore della città, e i membri del consiglio di amministrazione che vedo qui presenti. C'è qualcuno di inossidabile che la segue dall'inizio e che quindi conosce sicuramente bene la storia di questa realtà. Dicevo, c'è stata questa azione di rilancio negli ultimi anni e va riconosciuto. Penso che il fatto che ci sia una saturazione di questa realtà e quella di Fontanelle non posso che confermare quello che ho poco fa detto, e il fatto di proporre una iniziativa sociale
diciamo così, innovativa per questo territorio, diversa per questo territorio, va a merito di un percorso che la piccola comunità ha fatto e sta facendo e farà relativamente anche all'innovazione della erogazione, prestazione e offerta di servizio sociale alla comunità, perché da comunità rigidamente di tossicodipendenti di un tempo, oggi le emergenze che la comunità complessiva esprime sono diverse e non sempre, anzi direi molto di rado, si riesce ad andare fuori dagli schemi, quindi si rischia di avere una specie di conservazione dei servizi, vale per tutti i settori, quindi vale anche per questo settore, e non ci sia la capacità invece di andare oltre, di guardare a quello che può essere l'erogazione di un qualche cosa che non solo sia al passo con i tempi, ma guardi in là. Credo che la sofferenza del momento sia proprio quella di mancanza di strategia a 360 gradi, vale per le aziende, vale per le comunità, vale per la politica, e questa iniziativa è un po' controtendenza perché dimostra invece che si è guardato avanti, si guarda avanti, si rischia, perché anche il fatto di impegnare la comunità in un'iniziativa che dal punto di vista economico ha una sua rilevanza è un rischio. Sono anche dell'idea, e questo lo dico perché ne sono profondamente convinto, che questa comunità, proprio per i suoi presupposti, abbia anche un socio di maggioranza che sta oltre e che l'ha sempre guardata con una certa attenzione, perché anche nei momenti difficili ricordo che non si è perso l'animo, non si è perso l'entusiasmo, non si è perso per così dire, la voglia di riscattarsi, e oggi il fatto che siamo qui per questo non può che avvalorare e confermare quello che sto dicendo. Quindi, come sindaco della comunità di Conegliano, io dico grazie a Flavio e ai membri del consiglio di amministrazione e al personale che in questi anni ha creduto e anche un po' sofferto per aver raggiunto gli obiettivi di un rilancio delle due case esistenti, e adesso con l'aggiunta di questa realtà nuova che secondo me stuzzica anche, penso stuzzichi anche i comunicatori relativamente a questa fisionomia che vuole darsi dell'allevamento, del portare la gente a riscattarsi rispetto a una situazione di disagio e di degrado anche fisico e spirituale, morale, spirituale in maniera particolare, attraverso quello che sono gli strumenti più normali e forse più disponibili, che sono le risorse che il terreno, che la terra mette a disposizione. Quindi mi pare una bella iniziativa, mi piace anche che non sia a Conegliano sia fuori Conegliano, quindi si crea anche inevitabilmente, sia con Fontanelle che con Tarso, l'esigenza di una relazione e di una rete. Scusa, grazie Floriano, dimenticavo, lì abbiamo anche 27.000 metri quadrati di terreno, quindi abbiamo una collina in sostanza, ecco, una collina, quindi lì proprio abbiamo bisogno anche di capre per tenere pulito sotto bosco, insomma, ecco. Allora diamo la parola al vice sindaco di Tarso. Sì, buongiorno a tutti, io porto il saluto anche del sindaco Gianangelo Boff, che oggi non può essere più presente. Per uno come me che è abituato a vedere le codine del Fanta con vigneti, un investimento di questo genere può far solo che piacere, nel senso che una collina come quella dei Mondragon, con questo investimento che la piccola comunità ha voluto fare, dimostra che in queste colline possiamo fare anche dell'altro, e questo è un segnale importante e forte. La seconda cosa che mi piace sottolineare è questa conversione, cioè c'era un'attività commerciale e da un'attività commerciale si passa a un'attività di servizi. Anche questo è un aspetto che dobbiamo sottolineare. Poi voglio ringraziare appunto la comunità, la piccola comunità, per l'operazione che sta facendo in tutti i giorni, perché noi che amministriamo i comuni sappiamo cosa vuol dire, cosa sono le problematiche sociali in questo momento, e avere delle strutture come questa di appoggio e di garanzia nella qualità dei servizi erogati penso sia fondamentale per le pubbliche amministrazioni. Quindi un grazie per... D'altronde i principi con cui il fondatore ha messo in piedi questa struttura sono indiscutibili, quindi
le basi sono solide, come ricordava il sindaco di Conegliano. La parola comunità in questo caso penso sia valorizzata e vale la pena valorizzarla ancora più, quindi una città, Fontanelle e Tarzo, coinvolte in un progetto, ma un progetto comunità che va visto a 360 gradi. Noi come comune siamo a disposizione per qualsiasi tipo di necessità, perché comunque c'è collaborazione, voi fate un tipo di servizio, noi ne facciamo un altro, ma il fine è È sempre... Grazie. Grazie a te. Allora andiamo, ecco, volevo dirvi che c'è, con l'evento della nuova casa, l'entusiasmo degli ospiti che abbiamo qui, di quelli che abbiamo qui, che non andranno su per il momento, è molto elevato. Insomma, adesso per esempio sono andati su perché si sta pulendo, si sta tinteggiando, quindi per preparare il tutto per i 6, insomma, ecco, quindi stanno correndo, non finiremo tutto per i 6 perché era previsto un po' più in là l'inaugurazione, ma poi trovare tutti i personaggi è confluito il giorno 6, quindi abbiamo deciso ok, vado il 6. Dottoressa Frezza. Beh, è già stato detto quasi tutto, io devo solo aggiungere in qualche modo anche la personale e aziendale soddisfazione, ecco, per questa collaborazione con la piccola comunità che nel campo delle dipendenze in questi anni veramente ha prodotto dei grandissimi esiti. Come Dipartimento credo che con la piccola comunità e con la comunità giovanile abbiamo dato una risposta ai bisogni del territorio, degli utenti del territorio, la più qualificata, la più completa, la più differenziata, nel senso di per ogni persona, diceva prima il Presidente, è stato pensato un progetto individuale e per ogni persona abbiamo, come dire, speso tutto quello che avevamo come servizi del pubblico e del privato senza differenze, perché abbiamo formato veramente un unico sistema. Per quanto riguarda la Mondaresca è un po' un sogno che si realizza, nel senso che da tempo lavorando su aspetti anche di marginalità che non sono, di cui non è titolare l'azienda o il CERT per dire, o il Dipartimento per le Dipendenze, ma che comunque sfociano e derivano anche da problematiche legate alla dipendenza o all'alcoldipendenza, ci siamo accorti di come aumentasse anche la complessità di questa fascia di persone alle quali non potevamo dare una risposta stereotipata. Allora è nata una collaborazione anche su Fontanelle, abbiamo attivato un progetto sperimentale con la Regione del Veneto che si chiama non a caso A Quattro Mani, nel senso che prevede il coinvolgimento della piccola comunità, dell'azienda ULSS, della persona e del comune. Abbiamo continuato a lavorare in una logica sempre di differenziazione degli interventi e di aumento delle sinergie, guardando anche con un occhio all'ottimizzazione della spesa, perché in questo momento anche questo è uno dei problemi. E la Mondaresca, secondo noi, anche qua parlo anche a nome della collega, va a completare la rete dei servizi di questo territorio, va a completare la possibilità, in che senso? Nel senso di dare la possibilità alle persone che anche che provengono da una storia di dipendenza e che hanno raggiunto una loro autonomia ma non una completa autonomia, la possibilità di sviluppo di un'impresa sociale nella quale possano, come dire, mettere le loro risorse e farle fruttare inizialmente a favore della comunità stessa, ma poi anche con una, diciamo, compartecipazione al proprio mantenimento. E proprio in questa logica ci siamo resi conto, l'abbiamo discussa al tavolo delle dipendenze, l'abbiamo inserita
nel piano di zona ripianificazione 2014 che presenteremo alla conferenza appena possibile, ma è stato già discusso, ripeto, nel tavolo dove c'era il rappresentante della conferenza dei sindaci per l'area dipendenze, che è il sindaco Colmellere, che è a conoscenza insomma dello sviluppo di queste attività, ma va oltre l'area delle dipendenze, nel senso che è una realtà che andrà a rispondere anche ad altri tipi di marginalità evoluta, che potrebbero essere appunto anche persone con cosiddetta nuova povertà, persone con lievi deficit psichici o disabilità lievi, cioè vuol dare una risposta a tutte quelle persone che hanno delle potenzialità ma non hanno la possibilità in autonomia, stante anche il panorama che c'è oggi anche di crisi, anche per quanto riguarda il lavoro, di raggiungere una piena autonomia economica, un pieno sostentamento, un pieno inserimento sociale. Aggiungo solo che probabilmente, siccome il socio di maggioranza guarda giù, come dice il sindaco, diciamo in mesi prima che riuscissimo ad acquisire la Mondaresca, mi metto dentro che riuscissimo, insomma, ecco, abbiamo presentato un progetto in Europa con partner del territorio, cooperative, associazioni del territorio e in collaborazione con alcuni paesi europei, proprio un progetto che dovrebbe essere approvato, speriamo tutti, a settembre, quindi portare alcune risorse, che va proprio a fornirci alcuni strumenti in più, diciamo nell'ottica e nella logica della formazione e dell'emancipazione delle persone, attraverso un'esperienza mutuata dall'Inghilterra e da riportare in questo settore proprio nell'ambito dell'agricoltura sociale, della formazione in particolare nell'ambito della cucina o della produzione, ecco, di derivati per esempio dal latte di capra, e quindi dovrebbe, ciò premesso tutto insieme, insomma, darci una mano veramente a decollare in una logica non più e non solo, ecco, assistenziale, ma proprio rivoluzionare, rivedere il sistema di welfare che parte dal sanitario, arriva al sociale, ma deve coinvolgere attivamente la persona per le capacità che ha. Ecco, io credo che questa sia la vera rivoluzione anche nell'ambito delle dipendenze, ma anche nell'ambito, insomma, di questo territorio che veramente oggi si arricchisce di uno strumento molto, molto importante. Ecco. Non sarà una struttura solo residenziale, ma potrà, come dire, rispondere anche a bisogni diurni, ecco, di formazione o di inserimento lavorativo. E sarà un po', come ha scritto la dottoressa, work in progress, work in progress. Cioè andrà a definirsi e ampliarsi e differenziarsi strada facendo con le persone che abbiamo saranno lì all'interno. E Manuela? Beh, non ho molto da aggiungere, nel senso che vabbè, chiaramente con tantissimo orgoglio che siamo qua oggi, perché il progetto della Mondaresca è un progetto veramente innovativo, lo abbiamo condiviso tantissimo con l'azienda, con gli operatori, c'è un entusiasmo che ormai è collettivo, che ha contagiato i ragazzi, come diceva il nostro presidente, che hanno rinunciato a una gita al mare per andare su a lavorare, questo è significativo. Ecco, io ieri l'ho definito l'evoluzione dell'evoluzione, nel senso che quando è stata avviata Fontanelle è stata avviata pensando a quelle persone che qui non riuscivano più a sostenere un percorso terapeutico perché ormai troppo evolute in una situazione di cronicità, di difficoltà sanitaria, psicologica, cognitiva, e quindi abbiamo avviato una struttura che fosse più a bassa soglia, che potesse contenere queste persone. Nell'osservazione di questi 4 anni, perché ormai sono passati 4 anni, l'evoluzione è ulteriore. Tra queste persone in realtà abbiamo visto che in contesto protetto alcune di loro recuperano delle risorse ed hanno delle capacità, e quindi gli va restituita una dignità che è anche quella di avere un ruolo sociale attivo, di non essere solo assistiti.
la Mondaresca per me ha questa grandissima sfida e compito, che è proprio una sfida, perché questa è la cosa innovativa, di dare alle persone non solo una struttura dove andare e ricevere qualcosa di cui hanno bisogno, un'assistenza, un tetto, una casa, ma ricevere una riqualificazione, un ruolo sociale che dà senso al fatto di continuare ad esserci, no? Perché poi noi ci scontriamo con i ragazzi, per me sono tutti ragazzi, però alcuni hanno più verso i miei genitori, comunque i ragazzi in comunità rimarranno ragazzi, ti dicono perché devo, per impegnarmi, no? Cioè, magari ho avuto un trascorso di uso di sostanze, ma non solo, a volte anche di povertà culturale che li ha portati a vivere ai margini, di solitudine, per cui ci si ritrova a 45-50 anni, in un'età ancora giovane, ma senza grandi prospettive e senza oggettivamente delle risorse per pensare a un'autonomia, quella che abbiamo tutti. E la struttura a volte tende a spegnere le persone, no? È peccato, perché c'è chi sta male, e sta male da un punto di vista anche fisico e non ce la può fare, ed è giusto che abbia qualcuno che lo assiste, ma chi invece qualche risorsa ce l'ha è giusto che la possa spendere e che possa sentirsi attiva nella società e con un ruolo. E questo, l'entusiasmo che vediamo nei ragazzi su è questo di fatto, no? Il fatto di sentirsi attivi e sentirsi che hanno un ruolo anche in questa cosa di cui stanno percependo la prospettiva e il potenziale che ha. Non aggiungo altro. Ecco, bene, allora io intanto volevo anch'io ringraziare gli operatori, i dipendenti per quello che stanno facendo, perché credo che tutti si sono tirati sulle maniche. Il Consiglio d'amministrazione ha fatto la sua parte, perché abbiamo avuto un periodo abbastanza lungo prima di chiudere il contratto della Mondaresca. Avevamo iniziato anche con altre realtà prima, vi ricordate che siamo andati in altri posti, e poi quindi volevo ringraziare il Consiglio di amministrazione, il vicepresidente e gli altri. Noi siamo, il Consiglio di amministrazione è composto da 8 persone, ecco, oggi è venuta una rappresentanza, il vicepresidente Geronazzo, poi chi c'è? Tonello, c'era Andrea Tomasella che è arrivato fuori, si vede, vabbè. E poi, ripeto, tutti i ragazzi, quindi non solo gli operatori dipendenti che veramente sono qui di entusiasmo in questa operazione, ma anche le persone che sono qui, quelle evidentemente che sono in grado di fare quel po' di lavoro, ripeto, fanno a turno, quasi litigano tra di loro per andare su a aiutare e finire questi piccoli lavoretti che abbiamo messo in movimento. Ecco, se volete fare delle domande noi siamo qua. Quanti ragazzi, persone, ospiti sono inseriti nelle varie strutture? Beh, qui sono 25, no? Sì, 25 qui, 25 a Fontanelle e 7 sono attualmente su a Mondaresca, ovviamente stanno arrivando altri, però finché non abbiamo finito tutti i lavori fermiamoci un attimo, 7, gli altri aspetteranno qualche settimana ancora, però contiamo che entro l'anno si possa anche lì arrivare a 25 persone, lì sono 25 posti letto, quindi sono 25, più c'è una camera che è per l'operatore, quello che fa le notti. Quindi diciamo che a progetto ultimato che a case piene dovremo avere circa 75-80 persone, insomma. Che è un bel numero, non è una casa di riposo, sono case che devono operare in modo attivo, insomma, e che devono affrontare le problematiche di ognuno, non è che sia lì, mettiamo lì vecchietti e spenti. Un'attività laboratoriale, che cosa fate? L'orto c'è ancora? Qui sì, a Conegliano c'è l'orto in cima con le serre, poi abbiamo il vigneto, quindi c'è un'attività anche qui, vogliamo dire agricola, limitata se vogliamo a queste cose, ma c'è. Mentre su abbiamo anche il laboratorio artistico. Abbiamo il laboratorio artistico sotto, come abbiamo il laboratorio artistico anche a Fontanelle. Cucitura, fanno dei piccoli manufatti come regali, così, cose di questo tipo. Le buste che utilizzano le stampe, le fotografie di giornali, poi vengono plasticate, fanno delle borse e cose di questo tipo.
più maschi. Maschi. Però le donne comunque ci sono, anche un numero significativo. Un numero significativo. Non so, altre domande? No, l'impegno finanziario quanto è? Beh, possiamo dire che la casa è costata 470.000 euro. Noi abbiamo ottenuto un mutuo di 375.000 euro e quindi abbiamo circa una rata mensile di 3.700 euro per 10 anni. Quindi anche le banche si sono fidate di noi, del nostro progetto, quindi in un momento di crisi poi che non danno credito, insomma, ce l'hanno dato in sostanza, ringraziamo anche loro. Ecco. Ecco, quindi è la casa, come vi ho detto, più questo terreno che abbiamo. Quindi